Tra le iniziative del Consorzio di Bonifica Adige Po, le visite guidate alle scolaresche al Septe Maria Museum di Adria, un museo di archeologia industriale allestito all'interno dell'ex impianto idrovora situato in località Capitella Molara del comune di Adria in provincia di Rovigo. È una grande fortuna imparare a leggere e a scrivere tutte le cose, avere dei maestri che ti insegnano, è una grande fortuna. Non tutti oltre a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche castello, della ambientali cattedrale, fondamentali. La visita è stata seguita dall'ingegner Giovanni Veronese, dirigente del Consorzio di Bonifica Adige Po, grande conoscitore della storia della bonifica. La fascia di muro che viene un po' in fuori. La storia dell'idrovora si innesca anche con la storia antica. Azionavano le macchine che adesso ci sono le cucine dove c'erano le macchine da azionare. Invece le pompe dopo le vediamo dall'altra parte. Un grande storico dell'età romana. Chiediamo all'ingegner Veronese chi era raffigurato in questo dipinto. È Plinio il Vecchio, uno degli storici romani, che ha descritto, è venuto qua nella zona di Adria, ha detto ma qua è la terra dei sette mari, ecco il nome del museo, e quindi Septe Maria Museum vuol dire museo dei sette mari. Prendi il nome infatti dal fatto che questo romano è venuto qua nel Polesine, ha detto ma c'è acqua dappertutto, e quindi l'ha detto come avere sette mari. Il museo è un luogo unico nel suo genere, che racconta la storia della bonifica del territorio circostante attraverso la rievocazione della navigazione detta romana per acque interne lungo i leggendari sette mari. L'edificio neoclassico, progettato dall'ingegner Cesare Delotto nel 1853, che ospita il museo, è stato chiuso nei primi anni 90 del secolo scorso, per essere poi adibito a spazio espositivo con adiacente ostello. Il nucleo centrale delle collezioni si sviluppa nella sala macchine dell'ex idrovora, dove è possibile ammirare due pompe centrifughe in ottimo stato di conservazione, oltre a un'interessante serie di pannelli didattici che illustrano la storia della bonifica del Polesine. Procedendo lungo l'interinario espositivo si trovano il plastico di una vecchia pompa con ruote a schiaffo, la riproduzione di una suggestiva carta stradale ante litteram del mondo antico e una pregevole mappa del Polesine datata 1713. Il Museo Septe Maria è un luogo che permette di immergersi nella storia della bonifica del territorio circostante. Questo ex impianto idrovoro è ben riconoscibile da lontano per la caratteristica ciminiera alta circa 50 metri. Io intanto ringrazio gli ingegneri, ringrazio la scuola, ringrazio le maestre, ringrazio il caposettore, il dottore geometra Bonato. Ci tengo a una cosa, visto che lo scorso anno io mi occupo di agricoltura, sono anche un'impresa agricola, l'anno scorso si piangeva lacrime amare perché avevamo la siccità, oggi per fortuna il nostro passato di lavoro degli scariolanti, della bonifica che ci ha permesso di vivere in questa zona che era molto umida, anzi siamo forse a un metro a livello del mare o poco più. Oggi dobbiamo ringraziare chi? I nostri nonni e i nonni dei nostri nonni, perché non tanto distante da qui i nostri colleghi con la pioggia che è venuta, che non, diciamo un po' di più di quella che è venuta in Alto Polesine, però ha creato veramente dei disastri e non solo, ci sono anche stati dei morti, per cui dobbiamo ricordarci che quello che facciamo noi, la cura anzi, salvaguardare l'acqua quando manca e l'attenzione di quando ne abbiamo troppa, di portarla nei propri corsi e tenerla all'interno dei propri corsi per evitare fuoriuscite e quindi allagamenti, è una cosa che voi dovete farne tesoro, perché adesso magari è una bella gita, è un bel momento di festa, però deve insegnarvi che quello che è stato fatto qua, quello che si sta facendo oggi serve anche per domani.